Siamo con Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere, alla quarta edizione di Fiera e Festival delle Foreste. Quali sono le tematiche principali affrontate in questa edizione e soprattutto quali i principali attori che coinvolge? Allora, intanto la gioia che sia la quarta edizione, perché il territorio del Bellunese non poteva non essere un primo attore in quello che è appunto il settore delle foreste, delle strategie del futuro, perché la politica europea dell'Unione Europea si può attuare solo con la collaborazione con il settore dell'agricoltura e nell'ambito dell'agricoltura è fondamentale quello delle foreste. Ecco perché quindi noi siamo qui oggi con vari temi che affrontiamo. Abbiamo iniziato col tema della vivaistica, che è un settore che deve essere rilanciato e fa piacere che da qui parta il rilancio a livello nazionale, perché abbiamo presente anche la dottoressa Alessandra Stefani, direttrice al Ministero delle Risorse Agricole, ma per la tavola rotonda abbiamo presente 2 eurodiputate che parleranno del futuro della strategia ambientale, ma anche collegata con l'aumento dei costi delle bollette, il problema dell'energia. E poi abbiamo 2 funzionari, saranno online per i soliti problemi che ci sono della Commissione Europea, che parleranno più nel dettaglio delle misure tecniche riguardanti questo tema, perché in realtà questa Fiera Festival ha una componente fondamentale nel festival, cioè nei convegni, negli approfondimenti che sono fatti dagli attori, dalle persone che dopo sono gli operatori di quello che loro propongono, che loro fanno. Quindi ci sono tantissimi temi, che so io, dalla vivaistica si passa appunto alla strategia forestale dell'Unione Europea, si passa ai settori quelli interessantissimi del bostrico, oppure del progetto LIFE, perché la fiera sta partecipando a dei progetti europei, fra cui questo LIFE Vaia, che abbiamo pensato insieme con Veneto Agricoltura, nostro main partner in questa attività, come un progetto interessantissimo, perché col finanziamento europeo testiamo in più regioni d'Europa, fra cui soprattutto qui, se dopo una tempesta come la Vaia, al posto degli alberi, valga la pena piantare alberi di quel tipo, alberi diversi, o addirittura proporre delle agricolture che verranno testate operativamente, che sono ad alto reddito, penso per esempio ai frutti di bosco, per così creare reddito e attirare nuova popolazione, perché voi sapete che il problema di queste zone è anche quella dello spopolamento, e quindi delle iniziative anche collegate all'Europa, perché alla fine vogliamo col Bellunese, con questa fiera, essere degli attori fondamentali, degli interlocutori delle istituzioni europee. Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura. Durante la Fiera e Festival delle Foreste si affronteranno tematiche magari in apparenza difficili come la vivaistica forestale, l'agroforestazione innovativa. Cosa sono e come si applicano ai problemi che vive attualmente il territorio veneto? Sì, ha parlato bene, ha detto una politica della Regione Veneto che sta cambiando, una politica della Regione Veneto che sta cercando di portare l'aspetto forestale non solo in montagna, dove diciamo è abbastanza consolidato, ma anche in pianura. L'agroforestazione, abbiamo detto, è anche portare un aspetto ambientale naturale all'interno delle campagne e dello sfruttamento agricolo. Stiamo cercando anche di fare convivere le 2 cose, ci stiamo riuscendo. La Regione Veneto è da anni che ha delle aziende sperimentali che già praticano queste buone pratiche culturali e ci stanno facendo vedere come ne ha un beneficio sia la natura sia l'agricoltura, ma soprattutto ne ha un beneficio la filiera del legno. Ecco, a noi manca in Veneto in questo momento una filiera del legno. Noi dobbiamo produrre probabilmente meno legno, ma lo dobbiamo lavorare meglio e lo lavoriamo di più. Dobbiamo abbandonare un pochettino quello che in questo momento chiamiamo una sorta di economia coloniale, cioè gli stranieri vengono, comprano il legno qui, lo lavorano all'estero e poi ce lo danno lavorato. No, forse questa produzione dobbiamo mantenerla all'interno di queste province che hanno bisogno di mantenere la ricchezza che producono in campo. Alessandra Stefani, direttrice generale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a Longarone per Fiera e Festival delle Foreste. Questa è un'occasione per parlare di strategia forestale dell'Unione Europea. Quali sono i punti salienti di questa strategia? La strategia forestale europea attua per un territorio molto vasto e per certi aspetti molto vario alcuni principi di tutela della biodiversità. È una costola legata alle foreste di quello che l'Unione Europea ha detto in generale per la biodiversità e per raggiungere gli obiettivi di tutela
in generale dell'ambiente e del territorio di fronte alla crisi climatica straordinaria di qui al 2030. È chiaro che un investimento su un settore forestale richiede tempi lunghi e quindi i risultati di una strategia non si possono vedere nell'immediato. Ecco perché è importante il convegno di oggi sui rimboschimenti e sulla vivaistica forestale per mettere a dimora piantine che tutelino la biodiversità. Ecco perché abbiamo bisogno di lavoratori preparati e consapevoli, perché abbiamo bisogno di persone che possano stare in montagna guadagnando il giusto per vivere e avendo le stesse caratteristiche di chi può vivere in città in termini di educazione, in termini di rete, in termini di trasporti, in modo che possano vivere e vivere di montagna nello stesso modo in cui vivono le genti di pianura. La strategia forestale, anche quella nazionale, concorre a raggiungere questi obiettivi insieme alle regioni e insieme alle persone che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e lavorare con noi. Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno, la quarta edizione della Fiera e Festival delle Foreste, è un luogo di incontro e di dibattito dove si affronteranno i temi legati alle foreste a 360 gradi. Guardando al territorio bellunese, quali sono in particolare i temi che vi stanno più a cuore? Ma devo dire che dopo Vaia è un po' cambiato tutto, è cambiata quella che sono un po' la conformazione del nostro territorio e le conseguenze sono state abbastanza devastanti sotto diversi aspetti. Ora abbiamo il problema del bostrico che sta distruggendo i nostri boschi e al quale bisogna sicuramente mettere un freno. Dobbiamo cercare di condividere delle politiche a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale, per cercare di far fronte a questa problematica, ma soprattutto a dare un futuro di gestione a un territorio che secondo me ha grandissime potenzialità. Ne parliamo da tantissimo tempo, di dar vita a una filiera del legno che possa coinvolgere più enti. Ecco, penso che questo sia l'obiettivo che dobbiamo porci anche come provincia, che non ha competenze particolari in questo settore, però può essere un punto di riferimento sul quale appunto mettere attorno vari soggetti per dar vita ad una progettualità che possa dare un futuro positivo ad un settore che potrebbe diventare veramente strategico. Siamo con Franco Fonzo, direttore di Arte in Fiera, che per questa edizione è parte integrante di Fiera e Festival delle Foreste qui a Longarone, un'edizione in cui vediamo pittura, scultura, particolare risalto è dato allo scultore Augusto Murer, uno dei più significativi scultori italiani del secolo scorso, originario di Falcade, perché questa scelta che tra l'altro si svolge in contemporanea a una mostra a Belluno a Palazzo Fulcis. Abbiamo selezionato delle opere che sono un po' un proseguo di quella che è la mostra che è presente al Fulcis, che finisce il 18, dove sono opere giovanili, proprio anche inedite, bellissime, e una mostra che vi consiglio di andare a vedere perché veramente è un mural che pochissimi hanno visto e hanno conosciuto lì. Qui sono invece le opere di un mural più maturo, un mural dove esprime tutta la sua energia, tutta la sua forza attraverso il legno. Qui per esempio abbiamo un'installazione di una piccola riproduzione di quello che era il suo mondo di lavoro, con la sua motosega, i suoi martelli, scalpelli, e un'incompiuta che poi, se andate al Museo Murer dove ci sono le opere, la trovate lì in bella mostra. Infatti è la prima cosa che ho detto, questa me la voglio portare via.